Cari amici, velocemente, senza tanti preamboli, andiamo a leggere e analizzare assieme il punto 5 del programma elettorale di Prima il Veneto. Punto 5, turismo e residenza. Allora, come ben sapete, Venezia non è un albergo. Il turismo sì è una risorsa preziosa per Venezia, ma non può essere l'unica ragione d'essere della nostra città. Credo che questo sia chiaro a tutti quanti. Serve dunque un riequilibrio tra i diritti di chi vive H24, 365 giorni all'anno nella città più bella del mondo, lavora e paga le tasse, e poi le esigenze di chi invece la visita 3 giorni all'anno e via, va bene? Allora, il programma di Prima il Veneto è molto chiaro su questi aspetti, infatti Prima il Veneto punterà ad una regolamentazione degli affitti brevi. Se saremo eletti, se saremo al governo di questa città, Prima il Veneto che cosa farà? Farà un regolamento comunale sugli affitti brevi con limiti chiari per zona e tipologia di immobile. Faremo aliquote IMIS più elevate per gli immobili destinati esclusivamente ad affitti turistici brevi. Prima il Veneto poi creerà l'obbligo di registrazione e comunicazione per tutte le attività di affitto breve. Prima il Veneto creerà poi il fondo per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare all'affitto residenziale calmierato. Prima il Veneto creerà un programma comunale di edilizia residenziale pubblica con priorità alle giovani coppie e alle famiglie già residenti. Creeremo agevolazioni per chi affitta a lungo termine a residenti stabili rispetto agli affitti turistici brevi. Creeremo un accordo con le università per alloggi studenteschi che liberino quindi immobili per il mercato residenziale. Prima il Veneto creerà un piano antispeculazione, quindi con un monitoraggio e contrasto delle compravendite massive da parte di grandi fondi immobiliari. Prima il Veneto punterà ad un turismo di qualità, con una promozione del turismo culturale, congressuale e universitario rispetto al turismo mordi e fuggi che ben conosciamo. Prima il Veneto creerà un piano di valorizzazione delle isole minori, Burano, Murano, Pellestrina, Torcello, come destinazioni autentiche. Prima il Veneto creerà una regolazione dei flussi turistici nelle aree più congestionate e impraticabili del centro storico. Punteremo ad un coinvolgimento della terraferma nei circuiti turistici, la Marghera industriale e la Mestre contemporanea. Prima il Veneto punterà dunque ad una valorizzazione autentica anche delle isole minori, come Murano e Burano. A Burano, per esempio, creeremo un fondo comunale per sostenere i maestri vetrai, per contrastare la concorrenza sleale e limitare gli affitti. Diremo stop allo spopolamento con case calmierate, riqualificazioni, ambulatori e navette scolastiche, tutelando lavoro, residenti e tradizioni. Solite frasette sui link e su come trovarci, vi aspettiamo per il prossimo video. Ciao!